Dopo un turno di riposo inizia la stagione dei campani che l'anno scorso sfiorarono l'impresa andando a un passo dall'eliminare i campioni in carica della Meta Catania. Davanti a loro oggi una squadra in cerca di riscatto dopo il KO alla prima giornata e imbattuta in casa da 6 mesi dal Pala Pirossigeno di Rende. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Pirossigeno Cosenza. Sandro Abate, seconda giornata del campionato di Serie A di futsal. Ancora pochi istanti e poi le squadre faranno il loro ingresso in campo. Come accennavamo nella nostra introduzione per il Sandro Abate, si tratta dell'esordio stagionale. Le aspettative sono molto alte dopo la splendida stagione 24-25, quando i campani arrivarono ottavi conquistando l'ultimo posto disponibile per i playoff. Ai playoff per poco non eliminarono la Meta Catania, uscirono al primo turno contro i bicampioni in carica, ma inchinandosi solo in gara 3 ai supplementari. Per quanto riguarda invece la Pirossigeno Cosenza, annata più complessa con la salvezza che è arrivata solo ai play-out contro il Petrarca, KO per 3-1 all'andata in Veneto e vittoria per 6-3 al ritorno davanti al proprio pubblico. Stagione insomma molto molto complessa che sperano di non ripetere da queste parti. Il palazzetto, il Pala Pirossigeno è gremito per questa prima sfida casalinga, la prima giornata sconfitta ma solo di misura contro la Roma 1927 Futsal, KO arrivato per 2-1. L'anno scorso dicevamo salvezza raggiunta ai playout nel corso della regular season, rendimento molto altalenante. Nelle prime 8 giornate 7 sconfitte e un pareggio, poi si è rialzata a 6 risultati utili nelle successive 7 e a inizio girone di ritorno è nuovamente crollata con 4 KO e un pari in 5 partite per poi riscattarsi ancora. Insomma un campionato da montagne russe per i calabresi, che quest'anno proveranno invece a essere protagonisti. Hanno anche una nuova guida tecnica, si tratta di Alfredo Paniccia, 39 anni, arrivato dalla L84 dove ha allenato nelle ultime 3 stagioni, raggiungendo una semifinale scudetto e vincendo una Coppa della Divisione. Ha iniziato la carriera in panchina da Nagni e si è messo in mostra al Regalbuto, dove ha guidato la prima squadra alla promozione in Serie B e l'Under 19 alla vittoria dello scudetto. Poi esperienze con il Latina in Serie A con la L84, passando anche dalla nazionale dove ha fatto il tecnico federale dello staff del settore giovanile scolastico e ha fatto anche il vice di Musti. Gioco di luci al Pala Pirossigeno, dove è davvero tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre allineate a centrocampo per i saluti di rito. Ricordiamo seconda giornata della Serie A di futsal, esordio in campionato per la Sandro Abate. 4 precedenti tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate, tutti nelle ultime 2 stagioni, 2 vittorie della Pirossigeno, una vittoria della Sandro Abate e un pareggio per quanto riguarda le sfide della scorsa stagione. I calabresi hanno vinto l'andata in Campania per 1-0 e hanno vinto anche il ritorno in Calabria per 4-2. Verranno a invertire il trend i campani di mister Sandro Abate e mister Piero Basile alla sua 4ª stagione alla Sandro Abate. Ex giocatore Piero Basile ha vestito le maglie di Martina Franca e Putignano, militando in Serie C e in Serie B, poi appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato
la carriera in panchina. Alla prima stagione ha centrato la promozione in A2, poi è passato al Martina Franca, 2 promozioni di fila dalla Serie B alla Serie A, e infine Latina, Cisternino, Feldieboli, di nuovo Latina, Napoli, dove ha conquistato la promozione vincendo anche la Coppa Italia di A2, e poi è arrivato dalla Sandro Abate. Foto di rito anche per le 2 squadre. E ora siamo tutti pronti per iniziare questa sfida. La Sandro Abate in completo bianco con maniche verdi. La Pirossigeno Cosenza con maglia rossa, maniche blu, pantaloncini e calzettoni blu. Sarà proprio la Pirossigeno a dare il via al match. Si attende solo l'ok dei direttori di gara, con la regia che stringe sul pallone di quest'anno, targato quinto, sponsor della massima serie di calcio a 5. Sul punto di battuta c'è Rodrigo Trentin, brasiliano, classe 94, che ha già segnato in questa stagione in Coppa della Divisione. Coppa della Divisione dove la Pirossigeno ha battuto 9-1 il Duelle Futsal e 4-2 il Città di Acri. Per quanto riguarda la Sandro Abate in Coppa Divisione, anche in questo caso 2 gioie, successo per 6-4 contro l'Olympic Sinope e per 10-6 contro la Junior Domizia. Percorso delle 2 squadre che quindi continuerà in parallelo a quello naturalmente del massimo campionato, dicevamo di Trentin, arrivato a gennaio. Si comincia con il primo possesso della Pirossigeno Cosenza. Fantesele alza la testa e poi gioca corto. Ancora Fantesele, si alza subito la pressione della Sandro Abate con la Pirossigeno Cosenza che ricomincia dal proprio portiere. Prova l'imbucata, Trentin, sponda. Ancora una verticalizzazione, c'è Fantesele in appoggio, Suolata cerca il destro che viene smorzato dalla Sandro Abate. Libera il pallone in rimessa laterale, ancora una volta le telecamere indugiano su Rodrigo Trentin, ex Foz Cataratas, alla sua seconda parentesi in Italia dopo il biennio 2020-2022, nel quale vestì le maglie di Acqua e Sapone e Feldieboli. Attenzione alla prima chance col palo, colpito dalla Pirossigeno Cosenza all'improvviso sul rimpallo. Si era spalancata un'occasione enorme per Tiago Bissoni. La Sandro Abate può ringraziare il legno, non avrebbe potuto fare nulla e non ha potuto fare nulla Raffaele Loconte, che è un ex, visto che l'anno scorso giocava proprio alla Pirossigeno Cosenza. Che chance avuta dalla squadra di Paniccia. Fantesele in orizzontale, la tocca proprio Bissoni, poi prova a sfondare sull'out di destra, ma viene fermata la formazione rosso-blu, che ora forse ha concesso un calcio d'angolo. Vediamo qual è la decisione del direttore di gara. Sì,
è il primo corner della partita per la Sandro Abate. Pallone fuori, rischia di prendere anche un contropiede la squadra di Basile. Fantesele avanza, poi tocco d'esterno, imbucata, ancora Fantesele. Va all'1 contro 1 e sbaglia. Il tocco verso Marcelinho, brasiliano naturalizzato italiano, che ha già segnato 9 gol alla Sandro Abate quando vestiva la maglia dell'Olympus Roma. Si alza la pressione della Pirossigeno Cosenza e poi rilancio che finisce direttamente tra i piedi di Parisi, che sbaglia un passaggio abbastanza semplice. In questo momento disposta a quadrato la Pirossigeno con Marcelinho e Trentin, i due pivot a formare la prima linea. Seconda linea composta da Fantesele e Bissoni. Prova a rompere la pressione della Pirossigeno alla Sandro Abate, cercando di servire in qualche modo la propria bandiera. Massimo Abate. Eccolo Piero Basile. Vediamo se sarà un fattore il portiere di movimento. Come sappiamo, una delle armi preferite dall'allenatore della Sandro Abate, che ora prova a costruire di fatto la prima azione della sua partita. Non riesce però a sfondare sulla destra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Riparte la Pirossigeno Cosenza, pallone per Bissoni, che si divora l'1-0. Era stato sfortunato pochi istanti fa quando ha colpito il palo. Stavolta è impreciso, non trova né la porta né Fantesele sul secondo palo, e l'impressione era che cercasse proprio quest'ultimo. Primi cambi per la Sandro Abate, che prova ad andare in avanti. Bissoni in anticipo, Trentin non può tenere il pallone in campo. Allora fallo laterale, viene incontro Victor Mello, va direttamente in avanti, sbaglia il tocco per Lolo Suaso. E primo cambio anche per la Pirossigeno Cosenza. È uscito Fantesele, è entrato Pedrinho. Vediamo se prova l'1 contro 1. Sì, ma non lo lascia andare via. Gennaro Galletto, universale, classe 93, alla sua terza stagione alla Sandro Abate. In passato ha vestito anche le maglie di Real San Giuseppe in Serie A, Benevento in B e in A2, poi di nuovo Real San Giuseppe e Napoli. Bissoni strappa il pallone all'avversario. La rimessa è per la Sandro Abate. Aveva vinto il duello con Mateus Preà. Lolo Suaso torna a sinistra. Mateus Preà guadagna metri, spalla alla porta, poi scarica, si va a destra da Lolo Suaso. Fallo netto di mano da parte di Pedrinho. Chiedevano un cartellino giallo i giocatori di Basile e forse ci poteva stare. Non convintissimo di questo fischio Lolo Suaso, spagnolo, che ha già segnato alla Pirossigeno Cosenza l'anno scorso quando vestiva la maglia del Benevento. Qui invece inquadrato Preà, brasiliano, alla prima stagione in Italia, arrivato dai russi dell'MFK Torpedo. Bissoni, Pedrinho,
Si fa vedere in appoggio il numero 30 che scambia con Everton. Palla di prima sul versante opposto, da destra a sinistra, conclusione molto complicata tentata da Marcelinho in allungo. Ha provato di controbalzo il numero 19 senza inquadrare la porta. Passati i primi 4 minuti effettivi di gioco, al pala Pirossigeno li rende sempre 0-0 tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate. Lo Cicero a battere la rimessa laterale. È entrato anche il numero 20 tra le fila della Pirossigeno, che ora si prende il centro del campo, cercata una verticalizzazione. Pedrinho all'indietro, Lo Cicero allarga il gioco, si abbassa ancora Pedrinho. Everton si prende il centro, scarica, possesso palla paziente della Pirossigeno, accenna un blocco. Lo Cicero si alza, la pressione della Sandro Abate. Lo Cicero in protezione, si accontenta della rimessa dal fondo. Parisi lunghissimo, in qualche modo Lo Conte, poi conclusione col mancino. Lo Conte in 2 tempi dice no, rinuncia al lancio lungo, si appoggia a Lolo Suaso, imbucata. Preà guadagna la rimessa laterale, no, secondo i 2 arbitri. Everton attaccato fallosamente, e allora 1-1 la situazione dei falli, 0-0 quella del punteggio. Lo Cicero punta, sposta, calcia a centimetri dall'1-0 e cominciano a essere tante le chance per la Pirossigeno. Questa difficile definirla una vera e propria pallagol, perché è stata un'invenzione di Lo Cicero, però palo di Bissoni, poi lo stesso Bissoni ha avuto un'altra pallagol in cui non è riuscito né a calciare né a servire Fantesele, e adesso il destro potente ma impreciso del numero 20 Francesco Lo Cicero. Anche per lui 2 gol in Coppa Divisione, arrivato dal Rigalbuto con cui l'anno scorso ha giocato in Serie B, campionato cadetto, segnando 17 gol e conquistando anche la promozione in A2. Everton per Lo Cicero in orizzontale, si propone il numero 20 Trentin, serve proprio Lo Cicero. Il pallone termina però oltre la linea laterale, rientra in campo Victor Mello. Lolo Suaso non si intende con Preà, ringrazia la Pirossigeno Cosenza. Everton, Pedrinho, vediamo se inventa qualcosa. Il numero 30 va sul mancino e guadagna un calcio d'angolo. E adesso pareggiata anche la situazione dei corner. Trentin destro, fuori misura da parte del pivot rossoblu. Victor Mello, ancora un errore in costruzione per la Sandro Abate. Trentin in orizzontale, Pedrinho destro respinto, ancora Pedrinho col mancino, l'esito è lo stesso. Lo Cicero, Everton chiama il movimento di Trentin che arriva puntuale. Everton preferisce Lo Cicero, solita sterzata. Everton 2 volte
Sarà calcio d'angolo. Ottimo avvio della Pirossigeno Cosenza. A supporto Pedrigno, si muove lo Cicero, si va da Pedrigno. Pallone che termina sull'esterno della rete. Lolo Suaso, imbucata, Prea, attaccato da Everton, costretto a scaricare, funziona la pressione della Pirossigeno Cosenza, lotta ancora Pedrigno, Trentin, flipper, e alla fine la sblocca la squadra di casa con Everton, forse però è autogol di Loconte sul rimpallo contro il palo. In ogni caso quello che conta per la Pirossigeno Cosenza di Paniccia è che l'ha sbloccata. Rivediamo tutto. Lotta Pedrigno, Trentin, Victor Mello, Everton, ed è a tutti gli effetti autogol di Loconte. Sfortunatissimo il portiere della Sandro Abate, c'è da dire che era già stato graziato dal palo a inizio partita, stavolta il palo non è dalla sua parte, vantaggio della Pirossigeno Cosenza. Vediamo se arriva la risposta della Sandro Abate. Lolo Suazo dentro, ed era una gran bella idea per l'inserimento di Salas, anzi Dimas. Passati 7 minuti e mezzo in questo primo tempo, l'ha sbloccata la Pirossigeno Cosenza con l'autogol di Loconte sul mancino di Everton. Galletto costretto ad andare all'indietro, la perde la Sandro Abate. Fantesele, arriva Galletto ma solo per un attimo, Fantesele non può calciare. All'indietro, possesso prolungato della Pirossigeno, Fantesele poi sbaglia. L'apertura si avvicina a Galletto. Victor Mello, lungolinea, cerca di premiare lo scatto di Dimas. Impreciso però il suo passaggio per il 38enne brasiliano. 3 gol alla Pirossigeno Cosenza nel 23-24 con l'Olympus Roma. Adornato, pallone fuori, Fantesele in orizzontale, si fa vedere ancora Fantesele, perde pala la Pirossigeno ma se la va a riprendere con il destro tentato da Marcelinho, sporcato, finisce tra le braccia di Raffaele Loconte. Con le mani direttamente da Dimas, che non può arpionare questo passaggio. Parisi fa ripartire la Pirossigeno, Fantesele. Adornato. In verticale, sponda Marcelinho, in appoggio, poi si allarga. Molto mobili i giocatori della Pirossigeno, non danno punti di riferimento. Sandro Abate invece questa prima metà di primo tempo ha cercato spesso la soluzione sul pivot, trovandola raramente. Ora però ha una chance in contropiede la squadra di Basile, 3 contro 2, gioco allargato sulla sinistra. Puntuale la chiusura di Fantesele mentre arriva il primo time out della partita. Lo chiede
Mister Basile, che evidentemente deve dare qualche indicazione, deve sistemare qualcosa e chissà che non possa vedersi già adesso il portiere di movimento. Manca un'eternità chiaramente, ma l'abbiamo detto, è una soluzione a cui ricorre volentieri l'allenatore della Sandro Abate. Ne approfitta per dare indicazione ai suoi, anche Paniccia, che può essere soddisfatto di quanto visto finora. E qua invece è inquadrato Basile. (10 minuti e 18 secondi di tempo effettivo ci separano dalla fine del primo tempo. Siamo praticamente a metà al pala pirossigeno di Rende. 1-0 per i Lupi. Ha segnato in teoria Everton, anche se poi, ripetiamo, a livello di assegnazione ufficiale della rete si tratterà di autogol di Loconte. Già in campo la pirossigeno, rientra adesso la Sandro Abate, inquadrato proprio Loconte. Si è sempre alternato in carriera tra Serie A e A2, vestendo le maglie di Campobasso, Orte, Roma Calcio A5, CDM Genova, Napoli e Prato. Napoli, dove è stato allenato proprio da Basile. Fallo laterale, vediamo se hanno preparato qualcosa. Si sgancia Victor Mello, lob proprio per Victor Mello. Ottimo il suo controllo. Poi sbaglia sia l'esecuzione che la scelta. Fantesele. Trentin. Lato lato. Poi contatto falloso. E quindi sale a 2 a livello di irregolarità la Sandro Abate. È stato fermato Tiago Bissoni, quasi ex della partita, nel senso che nel dicembre 2022 venne acquistato dalla Sandro Abate proprio all'ultimo secondo del mercato invernale, però secondo la divisione i documenti relativi al tesseramento arrivarono fuori tempo massimo e quindi il trasferimento saltò. Lui che alla Sandro Abate ha già segnato 4 reti con le maglie di Latina, Feldi Eboli ed Ecositi Genzano. Dimas, raddoppiato, prova il pallone tra le linee, rischia la Sandro Abate che la perde. Bissoni, Loconte con la figura e poi cambio rimessa. Ha rischiato tantissimo la squadra di Basile sulla ripartenza. Rivediamo, Tiago Bissoni si avventa sul pallone e poi rimane in piedi Loconte. Fantesele ferma l'imbucata di Dimas e poi viene fischiato un fallo laterale con Fantesele che si è trascinato il pallone al di là della linea. Rimane a terra Preà, fa giocare il direttore di gara. Trentin, Suaso molto bravo in copertura, poi riesce anche ad andare in avanti. Sta sbagliando tantissimo la Sandro Abate in costruzione. Fantesele, palla in verticale, Loconte attento, sceglie anche il tempo giusto. Fallo laterale per la Pirossigeno Cosenza.
Gioco fermo, perché l'arbitro ha bisogno di dire qualcosa a Salas. Bissoni. Ancora Bissoni, prova a calciare, guadagna un calcio d'angolo, il numero 3 di questa partita. Numero 3 ovviamente per la Pirossigeno, ne ha battuto uno anche a Sandro Abate. Pallone forte in mezzo, si difende la squadra di Basile, che però non riesce a ripartire con rapidità. Doppio cambio chiamato da Paniccia. Lollo Suaso si spiega anche con il compagno e sono pronti altri due volti nuovi, cioè Everton e Lo Cicero. Trentin. Fantesele. Imbucata. Poi Marchio sul secondo palo. Non trova nessuno. 8:30 ancora da giocare in questo primo tempo. Loconte. Fallo laterale per la Pirossigeno. Everton. Trentin. Non filtra la sua verticale, si va a riprendere il pallone senza commettere fallo. Salas e poi Preà. Non solo commette fallo, ma prende anche cartellino giallo. Ingenui difensori della Sandro Abate, con Marchio che non sembrava potesse avere molte chance di essere pericoloso da quella zona e in quella situazione. Calcio di punizione per la Pirossigeno sul pallone Fantesele e Marchio. C'è Everton dall'altro lato. E poi Marcelinho. Fischia l'arbitro. Fantesele per Marcelinho, Loconte. Rivediamo la parata di Loconte, non difficile ma si è fatto trovare pronto. Conclusione centrale da parte di Marcelinho. Marchio. Sbaglia l'imboccata per Lo Cicero, la Pirossigeno. Dimas. Poi destro di Everton, che all'improvviso ha avuto una chance. Adesso protestano sia Basile che Loconte per il contatto su cui ha avuto la peggio Preà. Un abbraccio hanno mimato dalla panchina. E qui forse Everton poteva far meglio. Lollo Suaso. Preà. Non riesce a girarsi. Marchio si fa sentire. Sta avendo un po' di difficoltà Preà ad avere la meglio sui difensori avversari, in quella che a tutti gli effetti una marcatura a uomo. Bissoni, Fantesele, Marchio. Per ora l'hanno disinnescato. Non manca però l'esperienza al classe 93 per prendere tutte le contromisure necessarie. Giramondo, che ha mosso i primi passi in Brasile, ha giocato anche in Kazakistan, in Spagna e in Russia. Pedrinho per Lo Cicero. Everton. Pedrinho, attaccato da Lollo Suaso. Scarica per Lo Cicero.
Ottima l'idea in verticale per Marchio, che sbaglia il controllo quando siamo a 7 minuti e 13 secondi dallo scadere del primo tempo. Qui al Pala Pirossigeno li rende. Lolo Suaso, ancora una volta imbucata a cercare Preà. Si accentra di forza, perde il pallone, non può intervenire perché è già ammonito. Lolo Suaso riconquista, si spalancano le porte di un 2 contro 2, ma ancora una volta reattiva la Pirossigeno, che guadagna un fallo laterale. Si disperano Lolo Suaso e Salas. Paraguaiano, fratello maggiore del Ciolito Salas del Napoli. Lui, essendo più grande, soprannominato non Ciolito ma Ciolo. Arrivato dalla Feldieboli. Marchio, Everton prova a chiudere il triangolo con Marchio. Ferma tutto la Sandro Abate. Everton all'indietro. Parisi, imbucata, può distendersi la Sandro Abate. Fallo tattico intelligente da parte di Lo Cicero su Victor Mello. E ora vediamo, si inventano qualcosa gli uomini di Basile da questo calcio di punizione. C'è Lolo Suaso sul punto di battuta. Fischia l'arbitro. Suaso, scarico destro, Murato. Soluzione un po' troppo leggibile da parte della difesa della Pirossigeno. Ci ha provato Preà. Lob per Victor Mello. Che parata di Parisi. Si era coordinato in modo eccezionale il numero 8 della Sandro Abate. Suaso, puntata dentro. Preà non ha avuto un pallone giocabile fino a questo momento, ma in area di rigore non sbaglia mai. 1-1. Pareggia la Sandro Abate con il primo gol in Italia di Mateus Preà. Tutto da rifare per la Pirossigeno, che aveva disputato un grandissimo primo tempo, ma va sotto la palla inattiva. Pedrigno per Bissoni. Ancora Pedrigno. Lo Cicero, costretto a chiamare in causa Parisi. Avanza, invitato al tiro, non se lo lascia ripetere due volte. Gli rimane un po' il colpo in canna, ci prova Loconte dalla sua porta, un passo dal gol dell'ex. Marcelinho si gira, risponde presente Loconte. Bissoni cerca la puntata, Loconte intuisce, poi c'è stato un contatto, la Sandro Abate con sportività ferma subito il gioco. Non su questa situazione. Questa è la parata di Loconte sulla girata di Marcelinho.
Ed è proprio Marcelinho che ha preso un colpo al volto. È andato a scusarsi con lui Antonio Di Luccio. Victor Mel con l'esterno, giocata un po' da calcio a 11. Lo Cicero, imbucata. Poi palla sul secondo palo, Lo Conte risponde presente. E arriva il primo cartellino anche per la Pirossigeno Cosenza, estratto nei confronti di Marcelinho. Cinque minuti al termine di questo primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate. Conclusione, traversa piena di Marcelinho. Una bordata del numero 19. Lo Conte per Suaso direttamente in avanti. Parisi addirittura con i pugni ad uscire. Sbaglia il tocco Pedrinho. Parisi. Marcelinho sponda. I rossoblù non riescono a tornare da Marcelinho. Time out, stavolta chiamato da Paniccia. Mentre qui rivediamo l'ottima soluzione balistica di Marcelinho. Non soddisfatto Paniccia, anche se i suoi fino a questo momento non stanno giocando affatto una brutta partita, anzi, però le grandi squadre e soprattutto le squadre esperte sanno fare male anche in una partita sottotono, sfruttando al meglio le palle inattive, e così è stato, con il fallo laterale battuto da Suaso e Preà, che si è fatto trovare sul secondo palo, lasciato però colpevolmente libero dalla difesa della Pirossigeno Cosenza. E riprende il gioco con la rimessa laterale battuta dai rossoblù. Marcelinho va a destra, Bissoni non riesce a controllare il pallone, che termina oltre la linea del fallo laterale. Suaso, palla lunga a cercare Galletto, che non può controllare. Lo Cicero per Pedrinho, imbucata, non va a destinazione. Poi Parisi con un colpo da karateka ad anticipare Salas. È entrato il capitano della Sandro Abate. Suaso cerca ancora l'imbucata, stavolta gli sbarrano la strada i rossoblù.
Ancora Suaso, ancora a cercare la palla lunga direttamente sul pivot. Lo Cicero lato lato per la conclusione, disinnescata da Loconte. Ci ha provato Marcelinho. Sta diventando una partita nella partita. Calcio d'angolo fuori per Lo Cicero. Loconte si salva con l'aiuto della traversa e del quarto legno colpito dalla pirossigeno. Uno, è vero, si è tramutato in gol, però con questo siamo a 2 traverse e un palo. Fallo netto e secondo cartellino giallo per la Sandro Abate, mentre qui la regia puntuale ci mostra la conclusione di Lo Cicero. Loconte riesce ad alzare quel tanto che basta. Fischia l'arbitro. Arriva la conclusione direttamente addosso a Preà. Ci ha provato Marcelinho. Ancora una volta cercata l'imbucata. Di nuovo Preà a sbarrare la strada. Si stacca Fantesele, si va dentro Marcelinho. L'ultimo tocco è il suo, sembrava abbastanza chiaro. Lo Cicero. Fantesele. Da un'occhiata in avanti, poi torna da Lo Cicero, isolato all'1 contro 1. Occhio alla sua rapidità, sposta Suaso, bravo a chiudere. Non si lascia saltare il numero 93. Lo Cicero fuori, Marcelinho murato, poi non riesce a tenerla in campo. Fallo laterale per la Sandro Abate. Gara che adesso si è un po' abbassata di ritmo. Preà usa il fisico, va via! E flirta con la doppietta. Aveva usato benissimo il corpo per girarsi. Trentin appoggia a Marcelinho che viene abbattuto da Galletto ed è quinto fallo per la Sandro Abate. Ingenuità. Era spalle alla porta e a mezzo metro dalla linea laterale. Calcio d'angolo, il numero 5 per la pirossigeno. Bissoni apre a sinistra e c'è bisogno di un altro intervento di Loconte. Bissoni. Fantesele. Punta. Si accentra, apre ancora per Marcelinho, Loconte. Si sgancia Marcelinho, non può calciare al volo. Prova il destro, non è la stessa cosa rispetto al mancino, ma guadagna comunque un calcio d'angolo. Marcelinho e Trentin in area, prova Trentin quasi in semirovesciata, Loconte fa ripartire la Sandro Abate che ha una chance in contropiede. Chiusura da parte di Fantesele, provvidenziale.
Arriva Suaso. Victor Mello. Eccolo il portiere di movimento per la Sandro Abate. Prova ad alzare la pressione, la pirossigeno, pressione che va a vuoto. E poi esulta come se avesse fatto un gol Bissoni, e l'importanza dell'intervento è quella. In scivolata quando sembrava ormai essere stato scavalcato dal pallone. Rimane col portiere di movimento la squadra campana. Con la pirossigeno che per il momento sta a guardare. E la Sandro Abate che fa passare secondi. Victor Mello. Salas. Ecco la pressione della pirossigeno che arriva. E ancora una volta funziona. Con il pallone che termina in fallo laterale. Molto interessante adesso questa situazione. Preà di prima. Mello nell'angolo per Suaso. Vediamo se c'è stato il tocco di Parisi. Sì. Ci hanno pensato un po' i due arbitri. E poi hanno dato il calcio d'angolo alla Sandro Abate. Si fa vedere Suaso. Palla fuori per Victor Mello. Salas. Di nuovo Victor Mello. È Trentin che guida la pressione della pirossigeno. Victor Mello per vie centrali. Rischia tantissimo sul rimpallo con Marcelinho. Poi con il tacco Suaso va immediatamente al cambio. Cerca la conclusione la squadra di Paniccia. Vediamo se fanno entrare il portiere di movimento ancora. Gli uomini di Basile sembrerebbe di sì. Poi Salas si mette in proprio, la perde. E allora ripartenza per la pirossigeno. Trentin, tocco sotto. Non trova né il compagno né la porta. Poi Bissoni fa un numero da circo. C'è un contatto, ma lascia giocare l'arbitro. Aveva fatto una giocata da prestigiatore Tiago Bissoni. Tunnel con la suolata. Chissà se la regia ce la rimostra. A 27 secondi dalla fine. Loconte. Lunghissimo. Sbaglia il passaggio a Preà, che poi gli chiama la soluzione rasoterra. O quantomeno sui piedi. Loconte apre a sinistra. 15 secondi. Salas. Vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Fantesele va a chiudere. 10 secondi, non deve perdere palla la pirossigeno. Parisi non può far altro che andare lungo, non controlla Bissoni e arriva la sirena al pala pirossigeno di Rende. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1, vantaggio della pirossigeno Cosenza con l'autogol di Loconte sul mancino di Everton e pareggio della Sandro Abate con il primo gol in Serie A di Preà. Noi adesso ci prendiamo una pausa, prendetevela anche voi, ma poi di nuovo qui dal pala pirossigeno di Rende per la ripresa di pirossigeno Cosenza Sandro Abate.
Go!
E si ricomincia, bentornati al Pala Pirossigeno di Rende, secondo tempo della sfida tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate, prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 1-1, autogol di Loconte e rete di Preà. Bissoni. Funziona il pressing di Galletto. E quindi fallo laterale per la Sandro Abate, di cui si incarica Victor Mello. Salas, ancora Victor Mello. Galletto prova la sponda, Bissoni la lascia rimbalzare. Galletto gli passa davanti e poi di testa comoda per Loconte. Galletto per Dimas. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. Di Fantesele. Quindi rimessa per Sandro Abate a battere Victor Mello. Salas. Ancora Victor Mello in orizzontale. Dimas. Galletto. Dimas. Victor Mello. Galletto anticipato, commette fallo. Il numero 2 su Everton lamentava una trattenuta precedente. Gennaro Galletto, classe 93. Terza stagione alla Sandro Abate per lui, 17 gol in totale. Everton. Prova l'imbucata, il pallone torna tra i piedi del numero 22. Fantesele, occhi negli occhi con Galletto, si accentra, calcia, deviazione, calcio d'angolo. L'ottavo nella partita della Pirossigeno Cosenza. Bissoni. Prova la soluzione forte in area di rigore. Si chiude Sandro Abate, guadagna anche una rimessa laterale. Salas. Per Loconte. Non passa la sua verticalizzazione. Superati i primi 90 secondi. Galletto. Di prima Everton lotta con Salas, poi finisce giù ma si gioca. Dimas per vie centrali, vuole fare tutto da solo, spallata di Fantesele. E viene fischiato fallo al numero 99. Disperato. Sembrava un contatto regolare. Calcio di punizione per Sandro Abate. C'è Preà in orizzontale, in area di rigore Dimas. Valolo Suaso, paratissima di Parisi. Puntata terrificante del numero 93. Parisi fa una parata senza senso. Già perso il pallone però Sandro Abate, che non ha sfruttato al meglio il calcio d'angolo. Everton, lato lato, Fantesele si accentra, rischia, riconquista il pallone. Bissoni per Everton, fermato in modo regolare da Victor Mello, con tanta decisione il numero 8.
Lo Conte alla ricerca di Preà. C'è la chiusura di Tiago Bissoni. Quarto calcio d'angolo per la Sandro Abate. Ne ha battuti il doppio la Pirossigeno Cosenza. Lob alla ricerca di Preà. Sbagliata l'esecuzione. Fantesele. Everton allarga sulla sinistra e poi torna in possesso del pallone. Everton chiude il triangolo con Trentin, che si divora l'1-1, il 2-1. Ha avuto sul piede un'occasione d'oro per rimettere avanti la Pirossigeno. Lo Conte con le mani, anticipato Preà, 3 contro 3 a disposizione della Pirossigeno, che non riesce ad andare alla conclusione, e adesso c'è un 2 contro 0 per Sandro Abate, che perdona la Pirossigeno. Tocco sbagliato di Dimas verso Preà. Che cosa ha sbagliato la squadra di Basile? Incredibile chance per i campani, con Dimas che ha tu per tu col portiere, sbaglia il tocco per il compagno. Ancora Dimas, stavolta trova Preà e si oppone Parisi. Suaso, morbido per Dimas. Parisi ancora. Altro calcio d'angolo per la Sandro Abate. Sempre Suaso alla battuta. In area Dimas, morbido per Mello. Forte ma impreciso. Parisi con le mani trova Fantesele molto bene, non altrettanto bene il numero 99 nel controllo. Preà. Dimas vuole il destro, non glielo concede Everton, che poi riesce ad andare molto bene dall'altro lato. Fantesele di nuovo. Everton forse gliela respinta un compagno, mentre qui arriva la spinta di Preà su Everton. Anche questo fallo regalato letteralmente alla Pirossigeno. Vediamo se ha parato Lo Conte. Probabilmente ha salvato sulla linea Marcelinho. Non si intendono i giocatori di Paniccia. Allora Salas. Questo secondo tempo la trama della partita sembra abbastanza diversa da quella nella prima frazione, con Sandro Abate meno passiva. Marcelinho, occhio al suo 1 contro 1. Vuole il mancino, bravo a non concederglielo Victor Mello, altrettanto bravo Salas a uscire guadagnando una rimessa laterale. Proprio Salas può andare all'1 contro 1, raddoppiato, intelligentemente sceglie di ricominciare da Abate. Salas lentamente si alza la pressione della Pirossigeno. Salas trova comunque uno scarico. Mello, Salas, si allarga anche Lo Conte e sbaglia la formazione di Basile.
Entrato in campo anche Adornato per la Pirossigeno. Pedrigno. Lo Cicero, Adornato. Sposta, finte contro finta su Abate. Prova ad andar via, la mette dentro. Lo Conte, attento, non è finita. Sbaglia l'imbucata la Pirossigeno. Ancora una volta Sandro Abate perdona l'errore degli avversari non sfruttando il contropiede. Lo Cicero in appoggio. Si va da Marcelinho. Sinistro murato, dove fa molto male. No, sul ginocchio è stato colpito Salas. Entra in campo lo staff medico per assicurarsi delle condizioni di Salas, 2 volte vice campione del Sud America con il Paraguay, qui che ha iniziato la carriera in patria nell'Università Autonoma di Asunción, poi si è trasferito in Italia, ha giocato con Napoli, Poggiomarino e Lazio, è tornato in Paraguay, 2 anni nel Cerro Porteño e poi ancora Italia, Napoli, Metacatania, San Giuseppe, Sala Consilina, Feldi Eboli. Anche un'esperienza in Spagna con il Pozo Murcia. Adornato. Suaso in pressione. Arriva anche Galletto. Pedrigno. Poi contatto su cui alla peggio Marcelinho, che ha preso un colpo alla testa, ma non abbiamo capito se l'arbitro ha fischiato fallo o semplicemente ha fermato il gioco per il colpo che ha preso Marcelinho. Qui rivediamo. Ha preso una scarpata involontaria da Preà. Adornato va a contrasto. Poi il pallone termina in fallo laterale. Passati 6 minuti effettivi di questo secondo tempo. Sempre 1-1 tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate. Marcelinho, doppio passo, finta contro finta. Marcelinho. Lo Conte risponde presente. Lob sul secondo palo. Lo Conte smanaccia ancora. Doppia cifra di corner per la Pirossigeno Cosenza. Pedrigno ributta in avanti un po' alla cieca. Galletto sbaglia l'appoggio a Lolo Suaso. Adesso Lo Cicero chiede il sostegno del proprio pubblico, che si è un po' spento dopo il pareggio della Sandro Abate. Everton allarga sulla sinistra. Galletto ferma tutto. Si abbassa Everton. Può puntare Abate. Netta la differenza di passo tra i due. Vediamo se la sfrutta Everton. Si accentra. Può costruirsi uno spazio per calciare. Non ci riesce. Palla fuori. Everton. Lo Conte blocca anche questa. Poi rischia facendo ripartire subito il gioco. Pedrigno guadagna una rimessa laterale, chiede scusa Lo Conte ai compagni.
Everton lato lato. Posizione di pivot c'è Pedrinho, si va alla conclusione con lo Cicero. Sul fondo scatenato mister Basile davanti alla propria panchina. Lo Conte. Impreciso il passaggio per Preà. Fa movimento Marcelinho, cercato ma non trovato il numero 19. Chance per Sandro Abate. Disinnescata da Parisi, che ipnotizza Suaso. A tu per tu. Palla fuori, ancora Suaso. Altro calcio d'angolo. (10-8) la situazione dei corner. Suaso non trova né la porta né la testa di Preà. Parisi fa ripartire direttamente Marcelinho di testa oltre la linea di fondo. Lo Conte per Preà, sempre spalle alla porta, a lottare con il centrale rossoblù. Everton prova l'imbucata, non filtra, il pallone diventa buono lo stesso per lo Cicero. Lo Conte ci mette le mani. Lo Cicero prova a trovare Marcelinho sul secondo palo. Sandro Abate chiude ogni varco. E ora può costruire Salas verso Preà, anticipato. Everton! Lo Conte, bravissimo a rimanere in piedi e a non farsi ingannare dal lob, forse un po' troppo scontato di Everton. Everton si rinnova il duello con Salas, costretto a tornare indietro. Parisi invitato a calciare. Rivedibile il suo destro. Salas, duello tra numeri 22 con Everton. In buca, Galletto trattenuto. Arriva, anche se un po' in ritardo. Il fischio del direttore di gara quando siamo quasi a metà di questo secondo tempo. Si è giocata praticamente mezz'ora effettiva al Pala Pierossigeno di Rende. Di Massa, apertura verso Di Luccio, che non subisce fallo secondo gli arbitri. Bissoni avanza, palla al piede, ancora Bissoni, sinistro smorzato in calcio d'angolo. Basile è arrabbiatissimo. Una furia l'allenatore di Sandro Abate. Pallone morbido per Fantesele. Coinvolto Parisi. Stavolta non posso che calciare. Prova l'assist per Trentin. Pallone termina oltre la linea di fondo. Un po' più tranquillo invece Paniccia. Galletto per Salas. All'improvviso una chance per Sandro Abate.
E ora si autochiama il cambio Marcelinho. È entrato Everton, non l'aveva pianificato Paniccia. Marcelinho è uscito dal campo, si è seduto in panchina. Everton, solito movimento in orizzontale, Fantisele sul secondo. Trentin non riesce a correggere in porta e poi Everton va dal sodo, la scaraventa direttamente sugli spalti. E ora portiere di movimento per Sandro Abate. Salas. Sandro Abate attende un accenno di pressione da parte della Pirossigeno. Senza fretta. Scocca adesso la metà del secondo tempo. Salas. Si alza ora Fantisele. Suaso di nuovo Salas. Fantisele concede metri alla Sandro Abate. Dimas. Salas, ultimo uomo, il paraguaiano. Muove il pallone quasi sempre cercando l'out di destra. Salas, piano piano guadagna metri la Pirossigeno. Salas non si scompone e adesso forse si spalanca uno spazio per Sandro Abate con Dimas. Suolata e punta di Dimas, la ribaltata Sandro Abate con la specialità della casa. Il portiere di movimento, sfruttano la superiorità numerica gli uomini di Basile e poi ci pensa Dimas. 2-1. Gran gol di Dimas, prima suolata, seconda punta, lascia immobile Parisi. Il futsal in un'istantanea. Facciamo due, la suolata e la punta. Poi la tattica che ci sta dietro. Colpisce ancora il portiere di movimento targato Basile. Quarto gol di Dimas alla Pirossigeno dopo i 3 con l'Olympus Roma. Quarto gol stagionale dopo la tripletta nella seconda gara di Coppa Divisione. Brasiliano che ha iniziato a giocare in patria, vincendo anche una Coppa brasiliana con lo Jaragua. In Europa ha giocato in Spagna, anche all'Inter Movistar, dove ha vinto campionato, Supercoppa di Spagna e Coppa Intercontinentale. In Italia una Coppa Italia con la Lazio. Marcelinho, tutto da rifare per la Pirossigeno Cosenza, anzi di più che tutto da rifare, perché deve rincorrere. Fantisele, Bissoni, vediamo se l'ultimo tocco è di Fantisele. Sì, è così. E adesso ancora portiere di movimento per la Sandro Abate. Passano però i 4 secondi, mentre c'è stato un contatto a centrocampo. Finito a terra Marcelinho.
Bissoni da Fantesele, Trentin che aveva accennato un blocco, poi prova la verticale sbagliata per Bissoni. Loconte con le mani, lunghissimo per Di Lucio che non riesce a controllare. Bissoni, Marcelinho per Trentin, pallone deviato, finisce tra le braccia di Loconte. Dimas stavolta si accentra, viene fermato il 77 brasiliano. Di nuovo portiere di movimento per la Sandro Abate. Galletto, Suaso non può tenerla in campo. Trentin si toglie la giacca, Paniccia, adesso è lui a scaldarsi. Fantesele non ha luce per calciare. Bissoni, Trentin, spalle alla porta, la perde la pirossigeno in modo regolare. Dimas mette giù, va via di forza. Bissoni, fallo in giallo, nettissimi per il numero 13. Sette minuti e 22 di tempo effettivo da giocare qui a Rende tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate. Avanti la squadra campana grazie a Preà e Dimas. E ora occhio a questo calcio di punizione. Dimas sul punto di battuta. Va Dimas, lo aspettava lì Parisi. Anticipato Salas che poi va a riconquistare il pallone. Dimas, sponda per Suaso, 3-1 della Sandro Abate che prova a scappar via. Non ha potuto niente Parisi, che aveva già negato in precedenza il gol a Suaso. Stavolta tocca ma non basta. Calaltris, la squadra di Basile, e anche per lui come per Dimas sono 4 gol alla Pirossigeno Cosenza e 6 gol in questa stagione dopo il pocherissimo in Coppa Divisione. Ora è la Pirossigeno che sceglie la carta portiere di movimento. Fantesele, Bissoni, arriva ora il pallone a Marcelinho, è lui che veste la maglia dell'uomo in più. Bissoni, Fantesele, ancora Bissoni. Impostazione completamente diversa del portiere di movimento rispetto alla Sandro Abate. A piramide i rossoblù. Fantesele prova a sparigliare le carte Marcelinho andando in mezzo. Lo Cicero allarga, Fantesele, zona tiro, lo fa partire ma è impreciso.
Lo Conte gioca il pallone corto, poi si complicano la vita gli uomini di Basile. L'ha toccata Lo Conte e quindi calcio di punizione a 2 per la Pirossigeno Cosenza. Rivediamo, e l'ha dovuta toccare sì Lo Conte. Grossa ingenuità dei campani. Ricordiamo il portiere che non può toccare 2 volte il pallone all'interno dello stesso possesso nella propria metà campo. Marcelinho muove il pallone per Bissoni. La conclusione del numero 13 decolla senza deviazione. Lo Conte troppo lungo alla ricerca di Abate, di nuovo portiere di movimento per la Pirossigeno Cosenza. Bissoni si complica un po' la vita, poi riesce a liberarsi del pallone con spazio. Bissoni finta la conclusione, poi trova in area di rigore Trentin. Marcelinho è riuscito in qualche modo a non buttarla dentro. Non ho idea di come non sia entrato il pallone. Palo della Pirossigeno Cosenza, il quarto legno della partita. Due traverse e 2 pali, se non consideriamo il legno che ha regalato il vantaggio alla squadra di Paniccia. Rientra in campo Everton, sempre uomo in più, prova a caricare i compagni dalla panchina. Abate, Everton sul palo, Marcelinho, Bissoni sbaglia, Salas, 4-1 della Sandro Abate con estrema precisione, non con tanta potenza, ma basta e avanza. Salas, 4-1. A segno l'ex Feldieboli, terza rete ai rossoblù dopo quelle con la maglia del Sala Consilina. Fantesele allarga, Trentin di nuovo da Fantesele, zona tiro, torna da Trentin, neanche lui può calciare. Marcelinho fuori per Bissoni, c'è Everton a destra, si va da Trentin, Bissoni fortissimo ma alto e non può deviarla in porta Marcelinho. Gioco fermo, si deve asciugare il parquet del Pala Pirossigeno. Mentre qui rivediamo il pallone che lentamente finisce in porta. Lo Conte per Salas, Dimas cerca di nuovo Salas ma non lo trova. Poi contatto in area di rigore e calcio di rigore per la Pirossigeno Cosenza. Fallo commesso da Victor Mello, che prende anche il cartellino giallo.
Rivediamo, si addormenta la Sandro Abate ed è nettamente fallo e nettamente all'interno dell'area di rigore. Se ne incarica Trentin. Per provare a riaprire la partita a 4 minuti e 47 dal termine. Fischia l'arbitro. Va Trentin, sceglie il lato giusto Loconte, ma non può pararla. 4-2, c'è ancora partita al Palapiro Ossigeno. Con sicurezza, con rabbia, il numero 11. E allora mister Basile riparte col portiere di movimento. Salas. Stavolta va a sinistra. Dimas. Salas per Galletto. Dimas. Sbaglia l'imbucata. Fantesele e Bissoni si pestano un po' i piedi. Alla fine ne esce Fantesele. Palla al piede. Fantesele! Ha un soffio dal 4-3. È cambiata di nuovo la partita. Anche perché in porta era dovuto rimanere Suaso, che ha potuto solo soffiare su questo pallone. Loconte. Lungo per Salas, duello corpo a corpo vinto da Bissoni. Everton lotta con Dimas, che guadagna un fallo laterale molto prezioso per la Sandro Abate. Suaso va alla battuta, all'indietro per Salas. Dimas, troppo corta la sua verticalizzazione. Fantesele, murato. Suaso va al cambio e si prende anche il rimprovero di Basile. E ora è la Pirossigeno Cosenza a scegliere la carta portiere di movimento. Everton. Bissoni. Fantesele. Bissoni, Everton, Marcelinho dentro. Non riesce a calciare Trentin, ma non è finita. Bissoni. Everton cerca il secondo palo, perde palla. Dimas, salta Bissoni, porta vuota. Dimas, salvataggio di Fantesele. Adesso è Paniccia ad essere una furia. Troppo corto il lob di Dimas. E arriva il time out chiamato da Basile, che forse è una manna anche per Paniccia.
Indicazioni dei due allenatori a 3 minuti e mezzo dalla fine di questa partita, che è cambiata una volta, 2 volte a livello di inerzia della gara proprio. Calcio d'angolo per la Sandro Abate. Arriva Galletto, si muove Dimas, ma secondo l'arbitro c'è qualche contatto di troppo. Il labiale dell'arbitro è abbastanza chiaro. Calma, perché me ne accorgo. Suaso per Dimas, come ha attaccato il primo palo Dimas. Doppietta del 77, 5-2 ancora una volta le palle inattive. Doppietta di Dimas, 2 assist e un gol per Suaso. Perde il contatto con il brasiliano Bissoni e Dimas fulmina Parisi. 3 minuti da giocare, 5-2. Everton, Fantisele, Everton, Bissoni, Everton, ancora Bissoni, sbaglia il controllo, ci si avventa Dimas che è diventato on fire. Loconte intercetta Everton, Fantisele, Salas. Ho temuto il peggio per il numero 22, per il modo in cui è caduto. Loconte pare in qualche modo bruttissima caduta di Salas, che però sembra stare bene. Poi Galletto dalla sua area di rigore non trova la porta. Sempre Marcelinho come uomo in più. Everton raddoppiato, rischia ma non perde né la calma né il pallone. Bissoni, Fantisele, c'è Everton. Servito adesso Marcelinho dentro per il mancino di Bissoni. 5-3, non è ancora finita, Rende. Si fa perdonare la disattenzione sul gol di Dimas con la punta. Fulmina Loconte. 2 minuti e 18, 5-3. Questo sport ci ha insegnato che a 2 minuti e 18 dalla fine davvero può succedere di tutto. Salas, profondo. Rientra in campo Marcelinho, rientra in campo Everton. Bissoni, Fantisele, Trentin. Fantisele, Everton, non gli concedono il mancino. Trentin, Marcelinho, 5-4. Stavolta il palo è benevolo per la Pirossigeno Cosenza. Un bacino a legno, sfera in porta, -1. Non finisce mai questa partita.
Con il piede meno nobile Marcelinho trova comunque il varco giusto. Salas all'indietro, sbaglia il tocco, ci si avventa Adornato, non riesce a salvarla. Loconte in avanti, intercettata la sua verticalizzazione. Salas sbaglia il controllo. Adesso prova a farsi sentire anche il pubblico del Pala Pirossigeno. Everton, Bissoni, Trentin, Fantesele, ha preso un colpo Bissoni, si rialza però il numero 13, Fantesele, Trentin, Fantesele, può calciare, lo fa in modo impreciso. Cartellino giallo per Basile. Loconte con le mani verso Salas, guadagna un fallo laterale. Un minuto e 12 al termine di una partita infinita. Salas fuori, duetta con Mello, poi sbaglia l'imboccata, ripartenza della Pirossigeno. Salas rimedia un suo errore in scivolata. 65 secondi alla sirena. Si è fatto male. No, è un semplice crampo. Bissoni riprende il gioco, si alza la pressione di Galletto. Everton in orizzontale, imbufalito Basile, attenzione, rosso diretto per Di Lucio, colpo di scena incredibile, gli ultimi 54 secondi la Pirossigeno li avrà con un uomo in più e verosimilmente sfrutterà anche il portiere di movimento, quindi con 2 uomini in più. Di Lucio sta dicendo che prima è stato colpito da Bissoni e adesso rosso anche per Basile. Sta succedendo di tutto al Pala Pirossigeno di Rende. I rossoblù 5-2 in svantaggio, hanno accorciato fino a 5-4 e adesso a 54, guarda caso, le stesse cifre, secondi dalla fine. Potranno giocare 5 contro 3. Ovviamente dando per scontato il portiere di movimento, dando per scontato che la Sandro Abate non lo userà più. Il duello tra i giocatori di movimento sarà appunto di 5 contro 3.
in favore dei rossoblù, che tanto per cominciare hanno un calcio di punizione a favore. Sul pallone Marcelinho, va in porta, respinto, tocco all'indietro per Fantasele, Everton dall'altra parte, troppo frettoloso in questa giocata. Ora chiaramente si alza la pressione dei rossoblù. Loconte non avrà linee di passaggio disponibili, probabilmente andrà lungo. E così fa, più che altro per lasciare passare secondi. Parisi mette giù il pallone, lui che fa ripartire la pirossigeno. Everton per Fantasele, c'è in mezzo ancora Everton, si va sul secondo palo, si salva in qualche modo la Sandro Abate. 34 secondi, Fantasele, Everton va nell'angolo, Loconte la blocca in due tempi, la porta è vuota. Con le mani rinuncia a calciare il numero 12, Parisi. Non c'è il portiere di movimento per la pirossigeno, anche un po' di confusione davanti alla panchina. Everton, pallone ancora una volta nell'angolo, spreca anche questa chance la pirossigeno e qua viene ostacolato da un giocatore della panchina Everton. L'arbitro però dice di no. Dice che il giocatore della panchina era dove doveva essere ed è Everton che è uscito, qualche dubbio rimane. 7 secondi alla fine, la pirossigeno non è riuscita a concretizzare almeno fino a questo momento e non avrà molte altre chance. Adesso Preà dice vai morbido a Dimas. Qui rivediamo quello che è accaduto con anche il contatto su Marcelinho. 6 secondi, deve calciare in porta la squadra di Paniccia. Non ci sono altre strategie, non ci sono schemi. Bissoni porta avanti, scarica, conclusione che termina sul fondo. Graziata la Sandro Abate. Loconte va lungo con le mani e arriva la sirena al pala pirossigeno al termine di una gara da montagne russe in cui è successo tutto e il contrario di tutto. La Sandro Abate si impone per 5-4, vantaggio della pirossigeno Cosenza grazie all'autogol di Loconte. Poi ribalta tutto la squadra di Basile che si porta avanti 4-1 con Preà, Dimas, Suaso e Salas. Accorcia momentaneamente le distanze la formazione rossoblù con Trentin, si riporta a +3 la Sandro Abate con Dimas. Poi 5-3, 5-4 firmati da Bissoni e Marcelinho. In mezzo Rosso, anzi non in mezzo, dopo il 5-4 Rosso per Di Lucio, Rosso per Basile. Ma negli ultimi 34 secondi i rossoblù non riescono a sfruttare la superiorità numerica e arriva quindi il secondo KO in altrettante partite di campionato, anche questo di misura per una sola rete dopo quello per 2-1 contro la Roma 1927 Futsal. L'esordio in campionato della Sandro Abate invece è positivo, un successo sul campo della pirossigeno Cosenza, rompendo anche la serie di sconfitte con i rossoblù. Dal pala pirossigeno di Rende e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.